H-Farm, che cos'è H-Farm? È un venture incubator, che significa che combina delle componenti di investimento in progetti nell'ambito dell'internet, del digitale, dei nuovi media, con dei servizi di accelerazione del business per supportare quindi giovani progetti innovativi, che innovino dal punto di vista della tecnologia, che innovino dal punto di vista dei modelli di business, che innovino dal punto di vista dell'accesso alla rete per il consumatore e l'utente finale. Perché è innovativa H-Farm? È innovativa perché è un modello ancora mai sviluppato in Italia, è una combinazione di modelli americani, californiani e della tipica imprenditorialità del Veneto. Siamo basati a Treviso, a Seattle, a Mumbai e a Londra, quindi abbiamo cercato di prendere il meglio del mondo delle start-up e dell'investimento in giro per il pianeta, combinandolo con quello che crediamo siano quelli che crediamo siano i valori fondanti dell'imprenditoria e dell'imprenditoria digitale in modo particolare dell'Italia e del Veneto di nuovo in maniera specifica. Quello che facciamo quindi in due parole è investire in aziende giovani che introducano qualcosa di nuovo nella rete, nel web e nei nuovi media. Zup è una piattaforma di contenuti creativi in crowdsourcing, quindi creati dagli utenti stessi registrati al sito. Gli utenti creano diverse tipologie di contenuti che possono essere campagne pubblicitarie in vario formato, video, grafica, spot radiofonico, anche delle semplici idee, ma anche progetti più complessi, proposte di logo, qualsiasi cosa che abbia a che fare con la creatività. Mettiamo online un brief e questo brief viene sviscerato dai nostri utenti che caricano le proprie proposte. Alla fine il brand che sponsorizza queste campagne mette in palio un montepremi, assegna dei premi ai vincitori e quindi dà un'opportunità, diciamo, di lavoro a chi reputa il migliore sostanzialmente. Il nostro punto di forza sta nell'alta qualità che abbiamo raggiunto nella nostra community. Abbiamo una community di 100.000 utenti ad oggi e più di 150 gare lanciate sul nostro sito. È una community molto forte, molto appassionata e prevalentemente costituita da creativi professionisti. Logopro è una startup web che è nata per portare anche in Italia tutti i vantaggi di utilizzare una piattaforma web per creare servizi di design e di creatività. Il progetto infatti nasce valutando, vedendo le esperienze, i progetti che già esistono da molti anni anche sul territorio americano, quindi è un'azienda che parte valutando esperienze che vengono di successo che vengono dall'estero. Cosa fa Logopro? Logopro ha creato una piattaforma web che consente di gestire da una parte i grafici, dall'altra le richieste dei clienti per fare in modo di dare risposte rapide, veloci ed economiche e di buona qualità. Quindi tutti i clienti Logopro, che sono in particolare le piccole aziende, gli artigiani, i professionisti, i commercianti, tutte queste persone che, soprattutto tutto questo tessuto imprenditoriale molto ricco e molto vasto che noi abbiamo sul nostro territorio, possono accedere finalmente a dei servizi di buona qualità a un ottimo prezzo rapidamente, tra l'altro stando comodamente seduti, che ne so, in ufficio o a casa, utilizzando un semplice strumento web. Questa è l'innovazione di Logopro, aver semplificato tutto il progetto, tutto il processo di creazione grafica e di averlo portato su una piattaforma online disponibile a tutti. Towns è una social network, è una piattaforma web che permette agli utenti iscritti di suonare assieme appunto via internet. Questo vuol dire che qualsiasi persona si può iscrivere al servizio, può appunto registrare qualsiasi cosa e i contatti o gente da tutto il mondo può registrare sopra la sua linea un altro pezzo di musica. In questo modo all'interno del sistema si creano delle tracce musicali che sono completamente create nel web. Noi è da ormai un anno che siamo online, in questo anno abbiamo moltissimi utenti che si sono registrati alla nostra piattaforma, non siamo solo web, cioè vogliamo anche essere mobile, questo vuol dire che siamo già su iPhone, su Android e ovviamente adesso vogliamo espanderci anche sulle altre piattaforme mobili.
E quindi in poche parole Towns è un registratore di suoni che permette di fare canzoni in mobilità. L'idea nasce all'università perché è stata la mia tesi di laurea e diciamo così, il motore, quello che ha mosso tutto era proprio una necessità di base, cioè quella di poter suonare con delle persone che non erano più nel mio stesso paese addirittura, o persone che erano andate via, e da un'idea, cioè quindi proprio da un'esigenza di voler suonare ancora con i miei amici è diventata un network che adesso è mondiale. Humus è una software house specializzata in creazione e sviluppo di software dedicati allo sviluppo e al supporto delle attività di vendita nel mondo del fashion. Nasciamo nel 2006 in cui abbiamo sviluppato i nostri primi progetti di vetrine interattive e soluzioni personalizzate per eventi, fiere, e il boom definitivo che ha consolidato molto il nostro core business è stato di sicuro l'uscita di nuove apparecchiature e interpretazioni di tecnologie tipo touch come iPad e iPhone. Come dicevo, noi siamo specializzati in software che supportano la presentazione e la vendita di prodotti per aziende che lavorano prevalentemente nel mondo dell'abbigliamento, del fashion. Noi forniamo alle nostre aziende clienti dei sistemi molto flessibili che superano tutti quanti i limiti intrinseci di supporti cartacei come photobook, listini, che hanno bisogno di pesanti aggiornamenti in termini di stampa, di costi e anche di peso-volume. Diamo degli strumenti che sono completamente aggiornabili via web, che consentono il perfetto allineamento di tutte le informazioni degli addetti ai lavori.